Siamo con Erminio Fadelli. Allora Erminio, la tua presidenza in questo nuovo corso del Vittorio Falmec. Ma la mia presidenza, come ho detto più volte anche qui in società, è il frutto della continuazione della precedente praticamente, quindi abbiamo messo un attimo in panchina, si è messo in panchina un attimo il presidente Posocco e quindi per la continuità hanno scelto il vicepresidente, quindi non cambia niente, cercherò di mettere con la mia esperienza e un po' di entusiasmo e la passione che ho di dare qualcosa in più a questa società, che praticamente sono 3 società che si sono fuse e quindi dobbiamo adesso pensare al campionato, a far punti e poi dopo vedremo domenica di domenica cosa potremo dare a questo meraviglioso pubblico che domenicalmente ci segue. Un commento sulla partita di oggi? La partita di oggi siamo partiti un po' diciamo col freno a mano tirato, diciamo così. Premettiamo innanzitutto che siamo ancora in fase di allestimento della squadra, quindi la categoria inferiore che ci siamo trovati quest'anno dopo la retrocessione, dobbiamo anche creare una mentalità a tutti i giocatori che si sono inseriti per quindi calare nella realtà di questa categoria che non essendo più la Serie D, c'è anche un certo adattamento che dobbiamo un po' anche subire. Ad ogni modo confidiamo su quelle scelte che sono state fatte in campagna acquisti, diciamo così, dal nostro direttore sportivo Liballi, e quindi confidiamo in quegli elementi di esperienza che si sono così Succeduti. Quindi cammin facendo vediamo cosa sono capaci di dare e di darci. Ringraziamo Erminio e buon campionato allora a tutta la società. Grazie a lei. Buonasera mister, siamo con Giuseppe Ton, guida i campionati. Allora mister, 3-0, non facile sinceramente. La Vigontina vi ha anche messo un po' in difficoltà, secondo te com'è andata? Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori e a chi ci guarderà. Penso sia stata una partita combattuta fin dall'inizio. La Vigontina sapevamo che è una squadra tosta, abbiamo saputo soffrire nei momenti opportuni, poi abbiamo anche saputo sfruttare le nostre qualità che ci sono ovviamente, sia individuali ma anche di squadra, ma soprattutto ho visto comunque una squadra che ha sempre cercato di giocare, magari rischiando anche qualcosa. Anche loro hanno proposto delle buone trame, però devo dire che i nostri ragazzi sono stati veramente intraprendenti, con idee chiare e hanno comunque secondo me meritato questa vittoria. Poi è vero, abbiamo rischiato in qualche momento, però ci sta che in una partita puoi anche soffrire. È anche vero che poteva finire con un punteggio un po' più largo poi. Nel momento migliore della Vigontina avete affondato il colpo con il rigore che ha segnato della Bianchi. Sì, quello è stato un episodio, l'arbitro ha decretato il rigore, probabilmente il ragazzo Cervesato è stato toccato sicuramente dal difensore, forse non era così evidente come rigore, però se l'ha segnato noi non dobbiamo altro fare che cercare di trasformarlo, insomma, quindi non penso ci sia stato un gravissimo errore arbitrale. Abbiamo visto che richiamavi spesso la difesa a stare alta per consentire agli attaccanti avversari di andare in fuorigioco. Sì, non tanto per quello, per metterlo in fuorigioco, ma soprattutto per mantenere la squadra corta. Vorrei una squadra corta e larga quando difende, quando attacca, e corta e stretta quando difende, possibilmente, compatibilmente con le energie dei giocatori, con lo sviluppo delle giocate. Però devo dire che i miei difensori, i 5, perché poi si è aggiunto anche Lavina, hanno lavorato con buon ordine, con buona organizzazione di reparto. Sono giovani, non dimentichiamo che c'erano 95, 96, 97 in linea difensiva e poi 2 96 e 95, quindi mi sembra che questi ragazzi vadano incoraggiati e indirizzati in un certo modo, anche a livello tattico. Io sì, voglio appunto una squadra che rimanga corta, possibilmente accorciare in avanti, non indietro. Comunque tanto lavoro ancora da fare. Sicuramente tantissimo, sono passate 3 partite di campionato, non mi sembra il caso di considerare tutto risolto, però dobbiamo anche ricordarci da dove siamo partiti, da come siamo partiti,
il 4 di agosto eravamo in 12-14 giocatori, qualcuno non si sapeva se rimaneva, qualcuno non si sapeva se arrivava, quindi siamo partiti forse anche un po' tardi, però in questo periodo abbiamo lavorato molto bene, la disponibilità dei ragazzi è stata esemplare e io ho sempre avuto la sensazione di divertirmi alla fine dell'allenamento, di essere gratificato dal loro lavoro. Ringraziamo Mister Ton e ancora buon campionato. Grazie a voi.